parliamo praticamente di gestione del dolore. Invece in quello che dovremmo fare per il dolore cronico, in teoria per tutti i dolori cronici nociplastici, li chiamiamo, quindi cervicalgia, mal di schiena, fibromialgia in primis, emicrania, quindi tutte problematiche che sappiamo non sono dovute da una problematica strutturale. Questo lo si fa in diagnosi, ok? Ma è la maggior parte dei casi dove non c'è assolutamente nulla che non va nel tuo corpo, ma è il tuo sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Come fai a sapere se ti ritrovi in questa casistica? Guarda gli altri miei video o prendi una consulenza direttamente con me e ti do diciamo la chiarezza al 100% se ti trovi in questa situazione. Però ti dico già che sopra l'80% delle problematiche croniche che non derivano da tumori, fratture, infezioni o malattie autoimmuni è di questa tipologia qua, che può essere curata attraverso appunto questa parte.